io sono Angelo Castriciano, sono in rappresentanza dell'associazione Voras Zanclea di Messina. Siamo un'associazione sicilianista e siamo venuti qua a commemorare i caduti per la patria siciliana. Canepa, Ilardi, Lo Giudice, che comunque sono caduti per il nome e per la libertà della Sicilia. Oggi è un giorno molto importante per noi siciliani, in quanto questa commemorazione significa ricordare i nostri eroi che sono stati dimenticati e cancellati dalla storia italiana. Siamo qui, siamo un gruppo di ragazzi, siamo giovani. Siete di Messina? Sì, siamo di Messina, zona Messina, siamo di Messina, siamo in rappresentanza di tutta la città di Messina e quello che vogliamo ricordare sono i nostri eroi che comunque hanno dato la vita per l'onore e la libertà della Sicilia. Si spera che comunque ci sia sempre più una sensibilizzazione in questo senso e che comunque si possa sempre più conoscere questi nostri eroi che, al contrario dei vari Garibaldi, Bixio e di tutti i nomi che ci sono nelle nostre toponomastiche, hanno calpestato e occupato, colonizzato la nostra Sicilia. Questa gente come Canepa, che era il comandante dell'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia, ha combattuto ed è morto in nome della libertà e dell'indipendenza di un popolo che è quello siciliano. Mi scusi, dottore Gianluca Castriciano, le volevo chiedere, a Messina, che è una città così italianizzata, come questo fatto storico dell'indipendenza, come si può ricostruire in modo che la popolazione, la città si possa riappropriare di questa identità storica che ha perso? Qual è la strada da seguire secondo lei? La strada da seguire è quella dell'informazione, quello di cercare di informare e di portare a conoscenza della maggioranza del popolo messinese, in questo senso, parlando di Messina, dell'epopea sicilianista e del periodo e della cultura e dell'identità siciliana. Un esempio su tutti può essere quello di ricordare i camiciotti che nel 1848 proprio a Messina sacrificarono la loro vita combattendo e lottando per l'indipendenza della Sicilia. Infatti in via Cesare Battisti, all'interno della casa dello studente, si trova il pozzo dove proprio questi ragazzi, tutti ventenni, nel 1848, al contrario di come dice la storia diciamo italiana falsamente, che parlava di un inizio del risorgimento, proprio nel 1848-49 in Sicilia e a Messina in particolar modo, proprio ricordando i camiciotti, ragazzi che combatterono per l'indipendenza e la libertà della Sicilia. Si spera che noi a settembre potremo fare una commemorazione nel ricordare questi ragazzi che persero la loro vita, come anche Antonio Canepa, soltanto che lo fecero 100 anni prima, per l'indipendenza e la libertà della Sicilia. Grazie dottore Castriciano. Si figuri.